Buongiorno a tutti, eccomi qui ancora in vita. È sempre un piacere ritornare in questo campo. Questo progetto è una magnifica iniziativa per tutti quelli che vissero qui con me proprio questa passione per il volo acrobatico. Non volevamo produrre un documentario, quello che vedrete qui è una favola moderna. Molti hanno lavorato per mesi a questo progetto, dedicandoci tempo ed esperienza. Vi ringrazio di cuore. Questo lavoro è il risultato di una loro iniziativa personale. Naturalmente, molto si sarebbe potuto fare meglio. Sfortunatamente ci sono piccole sbavature, ma quello che noi volevamo condividere con voi in questo lavoro era la nostra passione per il volo di quei tempi. Passione trasmessa proprio ai nostri colleghi che un paio di anni dopo fondarono la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Oltretutto proprio qui si sperimentarono voli commerciali, da cui la compagnia di bandiera Alitalia prese in parte vita. Questa regione, infatti, respira aviazione. Non è una coincidenza che 100 anni fa il primo volo commerciale ebbe luogo qui vicino, proprio tramite un idrovolante. Ed era un biplano Cant 10. Sì, l'aviazione è stata la mia famiglia, ma di sicuro questo posto è casa mia. Grazie per la vostra ospitalità. Mi manchi. Sì, certo. Stavo dimenticando. Vi auguro una buona visione e sempre un buon volo. Nel 1918 accadde qualcosa che cambiò la mia vita per sempre. E capii solo allora che sarei un giorno diventato un aviatore. 10 anni dopo entrai nella Regia Aeronautica Militare e così mi mandarono a Ghedi, poi a Campoformido, vicino alla città di Udine. Solo poco più tardi, quando arrivai nella città di Gorizia, nell'appena fondato quarto stormo caccia, realmente io divenni un pilota acrobatico militare. Lì mi innamorai e misi su famiglia. Ma soprattutto coltivai quella passione che questo grande uomo, Amedeo, il duca d'Aosta, aveva incentivato in noi. Il duca amava questa regione. L'aveva scoperta già nel 1915 come più giovane volontario nella Grande Guerra. Assunto poi nel maggio del 1933 il comando del quarto stormo, si recava ogni mattina all'aeroporto di Gorizia dal castello di Miramare, dove risiedeva con la famiglia. Quel giorno del 1935, una nostra formazione ritornava da Aviano, dopo un'esercitazione al poligono. Per i troppi incidenti che avevamo, dopo i nostri riposi settimanali, evidentemente un po' troppo allegri, il duca decise di sospendere tutti i voli ogni lunedì. Ho vietato ogni volo di lunedì. Chi sono questi piloti? Ok, tu ed un collega prendete un aereo e conduceteli sul mare verso la città. Vado al castello, c'è una cerimonia. Almeno forniremo uno spettacolo. Obbedii all'ordine e chiamai con me il mio grande amico, Mario Bandini. Partimmo frettolosamente.
Gli hangar del quarto si sfilarono sulla sinistra come sempre e ci alzammo in volo. Quel giorno però c'era qualcosa di strano, diverso dal solito, mai visto prima. Anche Mario a quel punto se ne accorse. Era pazzesco. Fummo praticamente risucchiati. Qualcosa di insolito era accaduto, ma non capivamo cosa. Radar contact. We have two bandits, not identified, heading toward our carrier. Commander, we're receiving reports of a hostile threat heading our way. We believe they're Russians. Get them airborne and alert Washington! Alitalia 352. QNet H1024. Runway 09. Wind calm. Report when on localizer. So, where'd these two new birds come from? Honhua 10, I have now two not identified tracks. 1,000 feet below. Please confirm traffic in sight. This is Pawnee 10, heading 140, 2,000 feet. No any traffic in sight yet. Dardo 1, qui Padova Radar. Padova Radar, avanti. Qui Dardo 1. Piano di volo cancellato. Per voi ora Prua 090. Stavamo rientrando a Grosseto. Negativo. Vettoriamo fino al contatto radar. Scorterete un volo di stato. Salite a livello 130. Prua 090. In salita per livello 130. Massimo, abbiamo un problema. Avanti torre. Il volo presidenziale che aspettavamo sarà dirottato su Treviso. Ok, abito io il comandante. Tienici aggiornati. La prossima volta più basso. Però non male oggi. Signor Presidente, sono spiacente, stiamo dirottando ora per la sua sicurezza. Trieste come destinazione è stata abortita. La priorità è solo la sicurezza dei cittadini italiani, non la mia. Mr. President, I was confident that we were friends. Why are you now blitzing us in Europe? Moi Dorogoi drug. Tyviso Yesho Shutish Pro Imperiu Zla. Tutu T Imai should V Vidu. Mr. President, we cannot trust on communists. We inform our allies, and then we attack the Soviets first. Comandi centrale ricevuto, stiamo andando a recuperare il sindaco e lo portiamo poi al sicuro. Nel rifugio della brigata d'officina, vi aggiorniamo centrale. Signor Sindaco, per la sua sicurezza deve seguirci. Qui? Davanti a tutti? Continuiamo dopo. Avvisate mia moglie. Spremna, granična stanica Goricija.
Igore, dobili smo naređenja iz Moskve. Zatvorite sve, ne puštajte nikoga da prođe. Primljeno, odmah zatvaramo granicu. Scusi, ma perché si è chiuso il confine? Avevamo la carne drio. Scusi, signor. Il confin lo gasserà appena e la carne te la porti in drio. Господин президент, знаю, это не просто. Янке нам доверять нельзя. Myslím всегда хотели мира между нами. Насилие безсмысленно, пока мы просто оповещаем наших. Doверие Яги. Ударим приемом. Just enjoy it while you can. Oh io. Sempre con quel binocolo? Come no? Sì, sì, sì. Господа, ситуация серьезная. У нас есть доказательства нападения на нашу родину. Господа необухени. Получив приказ от Москвы, мы вызвали в Триестский залив и ожидаем ваших дальнейших указаний. Да здравствует Великая Россия! Piero guarda ad ore 10.000 piedi, verso la città di Trieste. Sandro, non ci posso credere. Andiamo a vedere. Ronchi Torre 3000 piedi 030 su Monfalcone, contatto ingaggiato Pony 10. Sandro, dimmi che sto sognando. Sembra incredibile, ma sono CR-32. 2 CR-32 del quarto stormo? Sono veri. A quel punto anche noi capimmo che stavamo in un'altra epoca. Speravo che qui non ci fossero più guerre, ma trovammo altre armi, solo più moderne. Ero assorbito da pensieri del mio passato, ma anche scorgevo il mio futuro. Vedevo su quanti velivoli avrei poi volato nella mia carriera, quante persone magnifiche avrei poi incontrato. Molti di loro si sacrificarono per valori che pensavamo nobili. In realtà volevamo solo volare, non ci occupavamo di politica. Eravamo ignari dei crimini che quel regime stava perpetrando. Ero con la mente in quella spiaggia. La mia vita mi apparve. Ma come mi ha passato a caso? Ho scoperto il Monfalcone Duino. Ho 2000 piedi. Può ritornare a scoccare 7000 e contattare fare informazioni sulla 126 425. Una buona giornata. Peppe, sa che abbiamo visite. Guarda lì. Questo è proprio bello. Proviamoci a mettere in coppia con lui. Guarda che non c'è solo un CR del quarto, ci sono anche i miei G91, pazzesco. Non ci crederai, ma ho come l'impressione di conoscere questi piloti qui a Top. Ho la stessa sensazione. È iniziata la finale del campionato del mondo. Un altro fallo su Oriali. L'ha commesso Karl-Heinz Förster. Scirea. Tardelli. Radar contact now. I have 2 boogies, 20 miles, heading 010. Request permission to splash down them if we are engaged. Angel 1, you are cleared to fire, only if bandits are hostile. Keep it chill, boy. Nimitz Tower, this is Angel 2. Bandits under radar contact. Arm on and weapons hot. Authorized only if bogies fire us.
famiglia Pazzi e team guida è benvenuto a bordo. Da questo momento potete Ciao, vedo che ora scendiamo per l'aeroporto di Trieste. A proposito, abbiamo un passeggero che riporta un velivolo che si avvicina alla nostra coda. È possibile? Vi ringraziamo per aver scelto di volare con l'Italia e ci auguriamo di vedervi presto di nuovo a bordo. 352, Squawk, IDN again. We have two not identified tracks behind you, 2,000 feet. Traffic in sight? Tower, Squawk now. But we have a problem. They are not only two aircraft. There are also two biplanes of World War II. My God. Alitalia 352. Nimitz Control. Contacts engaged. Tiger 2. There is no any nuclear threat. Hi there, Italian Stalins. Is here the party? Ciao Cowboys, ve la siete presa con comodo. Stavamo quasi annoiando. Okay, folks, have a good ride. We come back to the mother. See you soon in some pubs of Trieste. Bye-bye. All Tiger 1 and Tiger 2, folks. Get to the flight desk for debriefing. Nimitz radar. Roger, come back. Tiger. E quando pensavamo che le avventure fossero finite, di nuovo ricomparve il Time Gate. In quel tunnel di luce comparvero di nuovo nella mia mente quelle apparizioni, tutte quelle storie di aviazione in questa magnifica regione. Quanti pionieri del volo, veri temerari. E quante conquiste epocali dell'aviazione commerciale. Industrie uniche per la loro innovazione. Tutto scorreva dentro ed attorno a me, in quel tunnel. Questa volta ci trovammo a terra, tutti insieme in un posto incredibile. Eravamo sorpresi, addestrati, ma non a scenari di questo tipo. Ehi tu, fermo lì! Ciao, io vengo in pace. E mentre noi cercavamo di comprendere, è vero un po' seccati, comparvero quelli che forse erano i loro genitori. Ed allora capimmo tutto. Allora, vi rendete conto di quello che avete fatto? Prendere la macchina spazio-tempo del babbo senza permesso? Lo avevo detto di non volare il lunedì. The sunset in my head, to feel the glow
avevo detto di non volare il lunedì. Alitalia 350.